I riti della Pasqua in Sicilia, lungo lo spazio temporale che va dalla Domenica delle Palme fino al Venerdì Santo e alla Domenica di Resurrezione, scandiscono di generazione in generazione una sequenza narrativa della commemorazione di una ritualità simbolica dove la parola Pasqua diventa sintesi di rinnovamento, di passaggio da una fase di morte ad una fase di vita e di risveglio. In questa settimana sacro e profano si fondono in un sincretismo perfetto, in una commistio di folklore ed elementi liturgici che ricordano la passione, morte e resurrezione del Cristo, in un grande palcoscenico commovente e partecipato di scenografie del dolore e della gioia. In particolare in provincia di Agrigento sono tanti i paesi che danno vita alla rievocazione storica di questo evento sacro, con momenti salienti quali l'ultima cena, la lavanda dei piedi, il trasferimento simbolico al Getsemani, il tradimento di Giuda, la sua cattura e la morte, poi il processo a Cristo, la Via Crucis e la salita al Calvario, l'agonia e la morte di Gesù, alla deposizione e sepoltura per poi aspettare la Pasqua di Resurrezione. Tra essi San Biagio Platani, Aragona, Ribera, Favara, Grotte, tutti i paesi che danno vita a solenni celebrazioni. E ad Agrigento sono tante e intense le suggestioni di numerosi momenti di profondo contatto popolare e antichi riti. Le funzioni della Settimana Santa trovano il culmine nella processione serale del Venerdì Santo, che si snoda lungo la via Atenea, dove le bande musicali accompagnano le confraternite che intonano suggestivi canti rituali dietro la sontuosa urna del simulacro del Cristo, seguito dalla statua della Madonna Addolorata. Da oggi e sino a domenica iniziano i riti della Settimana Santa e non si può non ricordare la tragedia che si è sfiorata lo scorso anno, allorché il 25 aprile, giorno di Pasquetta, è crollato l'antico Palazzo Lo Iacono, 3 giorni dopo il passaggio della processione del Venerdì Santo. In tanti hanno parlato di miracolo a fronte di una tragedia scampata fortunosamente. E quest'anno, poiché non è ancora agibile la cattedrale di San Gerlando, l'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro celebrerà le liturgie nella chiesa di San Domenico. Per chi vive la Pasqua cristianamente poco importa quale sarà il luogo delle celebrazioni liturgiche, ma sono in tanti coloro che aspettano che la prestigiosa cattedrale torni all'antico splendore.